Sono Vanna De Tomi, Santinato. Sono socia e rappresentante dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, un'associazione che è diffusa in tutta Italia ed è presente in tutte le sedi del Veneto. È formata da familiari che hanno perso i figli ed opera proprio a favore della vita per tutti coloro che sono sulla strada, ed è grazie all'azione dei volontari che si presentano in ogni occasione e che ricordano in modo particolare che il 20 novembre è la giornata mondiale delle vittime della strada, giornata ONU. Passo la parola al signor Battistini. Buongiorno, mi presento, sono Battistini Paolo, anch'io faccio parte dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e siamo persone purtroppo tutte coinvolte. Siamo qui a Lanci Veneto per lanciare la proposta a tutti i comuni del Veneto nella giornata mondiale delle vittime della strada, che quest'anno si svolge il 20 novembre, di accendere i riflettori su questa strage che troppo spesso è sottovalutata. La metafora della luce che noi lanciamo è quella di rendere più coscienti le persone sul fatto di questa enorme strage che ogni giorno si compie sulle nostre strade. Ringraziamo anche Lanci Veneto per averci accolto e quindi speriamo che anche tutti i comuni nella giornata del 20 novembre accendano i riflettori su questa strage. Grazie.